Lui cosa ti ha detto la prima volta che vi siete visti? Non finiva di ringraziarmi e io gli ho detto Nello, non devi ringraziarmi perché, e qua mi commuovo di nuovo, è una cosa talmente piccola quella che ho fatto che credo che dovremmo essere tutti sensibilizzati per questa cosa e poterla fare perché veramente non costa assolutamente nulla. Poi adesso col nuovo sistema delle cellule staminali è ancora più semplice in un certo senso, perché io ho avuto, l'unico rischio che avevo era legato all'anestesia, per cui non c'è stata nessuna conseguenza fisica. Purtroppo per tanto tempo è passato diciamo il dubbio che il sangue midollare fosse il sangue del midodo spinale, per cui tanti si spaventavano, tante persone con cui parlavo erano terrorizzate dall'idea, ma se poi rimango paralizzato, il sangue midollare non è il midollo spinale, quindi ti prelevano 1 litro di sangue che poi si rigenera, quindi tu non hai nessunissima conseguenza. Quindi perché non farlo se puoi salvare una persona che è malata di leucemia, più delle volte un bambino? E io ho 7 nipoti e penso se uno di questi si ammalasse e non trovasse un donatore compatibile, c'è bisogno di donatori, è un gesto talmente semplice che non costa nulla. E quindi io poi sono fortunata perché ho conosciuto Nello, ma voglio dire, la cosa deve essere gratuita a fin di bene, senza nessunissimo secondo scopo, insomma, ecco. Tu vai a raccontare anche, sensibilizzi raccontando la tua storia. Sì, sì, io nel mio piccolo, avendo avuto questa fortuna, cerco di dirlo più che altro perché le persone si rendano conto che effettivamente il risultato c'è, nel senso che 1 litro di sangue può veramente cambiare la vita di una persona. Questa persona era in una camera sterile e quando ha ricevuto quella sacca di sangue che è arrivata da Belluno, è arrivata a Genova, lui si è commosso, era in camera con la moglie, in una camera sterile, gli avevano completamente distrutto il suo midollo osseo per ricevere il mio e quindi lui è nato una seconda volta. E quindi quando lo racconto lo dico perché appunto la gente sappia che effettivamente un gesto semplice può veramente salvarti la vita e quindi nel mio piccolo ci tengo a precisarlo sempre, sì.